Buongiorno a tutti, bentornati allo scrigno del calcio e alla partita della settimana. Il campionato è fermo, c'è la sosta e noi il video lo facciamo lo stesso, anche perché qual è il motivo della sosta? Che c'è la nazionale. Come diceva Carlo Verdone in Gallo Cedrone quando voleva prosciugare il Tevere come piano del suo programma elettorale da sindaco: sto fiume vi piace o non vi piace, ci serve o non ci serve, al mondiale ci arriviamo o non ci arriviamo, vediamo di arrivarci. Per farlo dobbiamo vincere le restanti partite che rimangono, sperando che la Norvegia inciampi o sperando poi di vincere una volta tanto gli spareggi. Intanto affrontiamo l'Estonia a Tallinn. C'è questo Estonia-Italia, abbiamo già visto Italia-Estonia, la partita, chiamiamola così, di andata, e noi andiamo a ripercorrere un Estonia-Italia del passato, il primo Estonia-Italia della storia del calcio, quando si giocò sempre a Tallinn mercoledì 22 settembre del 1993, quindi più o meno ci siamo anche come periodo. Il primo Estonia-Italia della storia, è pure una specie di scioglilingua. L'Italia di Sacchi, che voleva arrivare a USA 94, ai mondiali del 94, non fu semplicissimo neanche arrivare lì, anche se non ai livelli attuali. Servì la vittoria di San Siro contro il Portogallo con gol di Dino Baggio nel finale. Invece in Estonia fu abbastanza una passeggiata per gli azzurri, che vinsero 3-0 con doppietta di Roberto Baggio inframezzata dal gol di Roberto Mancini. Adesso io vado a memoria, potrebbe essere stato l'ultimo gol di Roberto Mancini in nazionale. Sappiamo che già dal 1988 ebbe dei vari problemi con Azeglio Vicini, poi con Arrigo Sacchi alla fine non fu più convocato, non volle più andare nemmeno lui, e l'Italia poi scoprì altri giocatori. Però quella fu la partita con la vittoria per 3-0 dell'Italia. Diciamo che era anche il periodo in cui si iniziavano a scoprire queste nazionali dei paesi resi indipendenti dall'ex Unione Sovietica, e l'Italia ne affrontò tantissime negli anni 90 di queste nazionali. Ricordo la Bielorussia, ricordo la Lituania più di una volta, oltre alla Russia, diciamo la Repubblica di Russia, affrontata nello spareggio per Francia 98. Spesso l'Italia ha affrontato squadre dell'ex Unione Sovietica, dell'ex Jugoslavia. Per esempio l'Italia non ha mai affrontato Andorra, non ha mai affrontato Gibilterra. A me sembrava sempre da adolescente che i gironi dell'Italia fossero sempre gli stessi: una volta con la Georgia, una volta con la Lituania, una volta con la Bielorussia, però mai con Andorra. Mi sembrava che fossero sempre le stesse partite. Con l'Estonia ci abbiamo giocato diverse volte, l'Italia ha praticamente sempre vinto. Speriamo di vincere anche questa volta e di commentare, chissà, l'estate prossima faremo qualche video. Qualcuno mi ha chiesto anche qualche diretta, vedrete che ci arriveremo a farle quando saremo di più, quando si riuscirà a trovare una collocazione giusta, e ci faremo tante chiacchierate anche in diretta. Speriamo di poter raccontare i mondiali dell'Italia. Io qualcosa dei mondiali racconterò lo stesso in estate, però speriamo di raccontare anche la partecipazione dell'Italia. Questa è Italia-Estonia, questa è la partita della settimana. Torniamo la settimana prossima, sabato prossimo, quando ricomincia il campionato, e io, come vi ho detto la settimana scorsa, dimenticandomi che c'era la sosta, ho già in mente la partita da raccontare della prossima giornata.